Dramma in Pakistan, una valanga travolge la spedizione di sci alpinisti guidata dal vicentino Tarcisio Bellò, morta una delle guide pakistane, salvi anche se provati gli altri veneti, tra i quali il trevigiano David Bergamin. Oggi interrogatorio di garanzia per il 22enne accusato di aver lanciato volontariamente la sua auto contro quella su cui viaggiava la 62enne Giuseppina Lobrutto per punire l'ex fidanzata. Il ragazzo respinge le ipotesi della procura e nega anche lo stalking contro l'ex ragazza. Il paese trevigiano di Arcadia è ancora incredulo per la vicenda del padre marocchino che ha tentato di dar fuoco alla figlia perché vestiva troppo all'occidentale. Sgominata dai carabinieri di Villorba, una banda dedita allo sfruttamento della prostituzione anche minorile, una indagine nata dal delitto di Fontana del settembre scorso. I malumori della Lega Veneto dopo le ultime decisioni di Matteo Salvini sui vertici del Carroccio a Via Belleri, i vertici negano manovre di Salvini contro Zaia, molti silenzi ma anche imbarazzi. La durata triveneto degli alpini a Tolmezzo, ieri la sfilata delle penne nere, record di ascolti su Antenna 3 per la lunga diretta. Una durata che per gli alpini trevigiani è stata anche quella del ritorno alla caserma Cantore, chiusa dal 2016, è stata riaperta tra molti occhi lucidi. Sport e basket alle 20:45, palla 2 per gara 3 delle finali promozione di A2, Treviso a un passo dal ritorno in Serie 1 dopo 8 anni di attesa, maxi schermo in città. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il drammatico evento in Pakistan, una valanga che ha travolto la spedizione di sci alpinisti veneti guidata dal vicentino Tarcisio Bellò. È morta una delle 3 guide pakistane, ferito lo stesso Bellò, salvi anche se sono ancora da soccorrere e ci vorranno delle ore per soccorrere gli altri 3 veneti presenti, tra i quali il trevigiano di Castelfranco David Bergamin. La cronaca. La montagna ancora una volta ha chiesto il suo tributo di sangue. Una valanga ha colpito la spedizione veneta Hindu Kush 2019 in mattinata a 5.300 metri sul picco minore della Ishkokoman Valley. La cordata composta da Tarcisio Bellò, Luca Morellato di Quinto Vicentino, David Bergamin di Castelfranco Veneto nel Trevigiano e di Tino Toldo Vicentino e 3 guide alpine pakistane è stata spazzata via dalla valanga. Immediati sono scattati i soccorsi e l'aviazione pakistana già nelle prime ricognizioni è riuscita ad individuare gli alpinisti che risulterebbero feriti ma vivi, dispersa inizialmente una delle guide, successivamente però ne è stato trovato il corpo privo di vita. Al momento le condizioni atmosferiche impedirebbero le operazioni di recupero degli alpinisti rimandate alle prossime ore, confidando in un miglioramento del tempo, mentre è stata attivata una squadra di soccorso via terra. Sulla pagina Facebook di Bellò dedicata alla spedizione le foto raccontano le tappe dell'avvicinamento al picco e poi la scalata, ed oggi si intensificano i messaggi degli amici preoccupati che li invitano a resistere e a non mollare. Siamo molto preoccupati, siamo vicini alle famiglie e a loro in particolar modo e confido che al loro ritorno di poterli accogliere comunque come li avrei accolti anche se avessero raggiunto la vetta. Ricordo che avevo consegnato il gagliardetto del comune di Quinto Vicentino proprio a Tarcisio e a Luca pochi giorni prima della loro spedizione. Ecco, l'auspicio quindi che tornino salvi, che è la cosa più importante. E saranno impiegati 2 elicotteri dell'esercito pakistano nella ricerca dei 4 alpinisti italiani e dei 3 pakistani investiti oggi dalla valanga, lo ha detto all'ANSA Karrar Haidery, segretario generale del club alpino del Pakistan. Ha spiegato che le operazioni sono state appunto ritardate a domani a causa delle cattive condizioni meteorologiche e la distanza del luogo dall'incidente nella valle di Ishkoman, dalla prima base elicotteristica che si trova a 300 km. È stato quindi necessario trasportare a questa base nuove scorte di carburante che i velivoli porteranno per il rifornimento in volo. Secondo le informazioni disponibili, la valanga ha investito il gruppo degli scalatori a una altitudine di 5.300 metri. Ancora la cronaca adesso per tornare a parlare però dello schianto di Povegliano, costato la vita, lo ricorderete, alla 62enne trevigiana Giuseppina Lobrutto, trovatasi in mezzo di fatto a un incidente incredibile. L'accusa infatti nei confronti di Cristian Barzan, 22 anni, lo sappiamo, è quella di aver sterzato volontariamente per punire l'ex fidanzata, in qualche modo anche se stesso, e quindi avrebbe provocato l'incidente mortale, ma oggi durante l'interrogatorio di garanzia in ospedale il ragazzo ha respinto ogni accusa.
Noi chiederemo già da domani una rivalutazione dell'intero quadro cautelare e indiziario al giudice. Chiederà la revoca della misura cautelare. Esattamente. Interrogatorio di garanzia questa mattina in ospedale a Treviso, dove da 10 giorni è ricoverato Cristian Barzan, il 22enne di Quinto, dopo lo schianto a Povegliano tra la sua auto e quella su cui viaggiava Giuseppina Lobrutto, 62 anni, rimasta uccisa nell'impatto. Il ragazzo, che era stato raggiunto al Caffoncello da un'ordinanza di custodia cautelare, è accusato di omicidio e tentato omicidio. Secondo il quadro accusatorio avrebbe sterzato volontariamente, con l'intento forse di uccidere se stesso e l'ex fidanzata che viaggiava al suo fianco. Il giovane lo aveva detto alla vigilia e così è stato. Ha risposto a tutte le domande del giudice, ha spiegato il suo legale l'avvocato Fabio Crea, puntualmente e dettagliatamente, nonostante sia provato dal punto di vista fisico e psicologico. Lo studente ha fornito una versione diversa dei fatti rispetto a quanto raccontato agli inquirenti dall'ex fidanzata, ad iniziare dalla dinamica dell'incidente. Barzan ha respinto l'ipotesi di aver sterzato volontariamente, raccontando di una discussione in auto tra lui e l'ex. In pochi secondi dal momento in cui involontariamente è stata colpita al volto, un susseguirsi di situazioni all'interno dell'abitacolo dell'autovettura di grande agitazione e di grande distrazione, ciò che ha provocato appunto il superamento della corsia su cui proveniva la macchina della povera signora deceduta. Il ragazzo respinge anche le accuse di stalking nei confronti della fidanzata, da cui si era lasciato a gennaio, e di violenza sessuale che si sarebbe consumata sempre nei confronti dell'ex nell'auto parcheggiata prima del drammatico schianto. Lui nega qualsiasi forma di violenza, era un rapporto consenziente per il quale si erano già preparati all'incontro già da qualche giorno prima, quindi era assolutamente consapevole e consenziente sia dell'incontro che poi di tutto quello che è successo dopo. Sulla vicenda pesano le dichiarazioni rilasciate dalla ragazza agli inquirenti. Fatica a comprendere le ragioni per le quali abbia fatto queste dichiarazioni, non avendo mai avuto non soltanto alcuna volontà di compiere quel gesto, ma soprattutto non essendoci né prima ma soprattutto in quella sera nessuna avvisaglia o nessun comportamento di Christian che possa aver determinato la ragazza a pensare in maniera concreta e ragionevole a un'ipotesi di questo genere. Intanto il giovane rimane ricoverato in ospedale. E poi il caso di Arcade, il caso di cui si parla anche a livello nazionale, perché è un caso davvero terribile, quello di un padre marocchino arrestato con l'accusa di aver tentato di dar fuoco alla figlia perché vestiva troppo all'occidentale. Una vicenda che sconvolge il paese, un paese che conosceva una famiglia come una famiglia che pareva integrata. Sentite. Conosco la famiglia, conosco la persona, non mi aspettavo una cosa così grave. Un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto sulla comunità di Arcade, ora sotto shock. È quanto sarebbe accaduto qualche settimana fa in una famiglia marocchina residente in Veneto da una ventina d'anni. Il capofamiglia avrebbe cosparso la figlia quindicenne di benzina, ma fortunatamente l'accendino si sarebbe inceppato, evitando il peggio. Dietro al gesto il fatto che la ragazzina agli occhi del genitore si vestisse come i suoi coetanei all'occidentale. Un fatto che ha spinto la madre insieme ai tre figli a chiedere aiuto, raccontando di altri episodi di rabbia e violenza che sarebbero accaduti in passato. A questo punto la polizia ha coinvolto il comune di Arcade. Mi ha informato della situazione di una mia famiglia e che necessitava che io mettessi la famiglia subito al sicuro. È andata la polizia locale a prelevarle il consultorio di Villorba, portarli presso l'abitazione, a recuperare gli abbigliamento e poi portarli sulla struttura protetta dove tuttora si trovano. La madre e i suoi tre figli si trovano ora in una struttura protetta. Attendiamo a disposizione della magistratura e cercheremo di dare sostegno alla famiglia in modo che alla fine della storia ci sia anche un ricongiungimento e ci sia comunque una serenità maggiore per i figli minori. Una famiglia che in paese raccontano come ben integrata, che non aveva mai dato problemi al comune, non erano mai arrivate segnalazioni. Ora spetterà agli inquirenti far luce sulla vicenda. Il sindaco Pressi racconta di aver incontrato qualche giorno fa il padre. L'ho visto abbastanza, ovviamente comunque giù di tono, poi a un certo punto ha pianto dicendo appunto che la famiglia non è a casa. Io ho risposto che io non sapevo nulla, che ero il sindaco, quindi ha capito che non avrei mai detto ovviamente comunque lui dove si trova la famiglia, e lì abbiamo anche parlato della questione dei figli e ho detto che qui non c'è la Sharia, qui siamo in Italia e qui lui deve vivere e far vivere i propri figli come viviamo noi.
Ancora la cronaca, appartamenti a luci rosse scoperti a Villorba, le scoprono i carabinieri, lo scoprono partendo dall'indagine sul delitto efferato di Fontane. Appartamenti a luci rosse con prostitute dalla Moldavia, annunci su siti specializzati e, su richiesta dei clienti, servizi a domicilio. Avevano messo in piedi un giro di prostituzione in grado di fruttare nel giro di pochi mesi diverse centinaia di migliaia di euro, almeno 200.000 quelli accertati dai carabinieri. L'organizzazione, composta da 3 persone, tutte moldave, è stata sgominata dai militari alla fine di un'indagine strettamente connessa a quella per l'omicidio di Igor Ojovanu, il giovane moldavo ucciso a coltellate il 29 settembre scorso a Fontane di Villorba, per il quale furono individuati e arrestati 2 connazionali. I 2 responsabili avevano un tenore di vita piuttosto elevato, giravano con macchine di grossa cilindrata e le voci di popolo dicevano che in quella zona vi era un giro di prostituzione. Quindi noi abbiamo approfondito queste informazioni e siamo riusciti a scoprire un'organizzazione composta da 3 persone che sfruttava delle ragazze al fine di prostituirsi. Incontri luci rosse che avvenivano proprio in uno degli appartamenti di questo condominio di fronte al luogo del delitto, nell'abitazione di una donna moldava di 33 anni e compagna di Florin Stingaciu, già in carcere appunto per l'assassinio di Ojovanu. La donna, maîtresse della casa di appuntamenti e capo dell'organizzazione, è stata posta agli arresti domiciliari. Sotto il suo controllo i carabinieri hanno ricostruito un giro di 7 prostitute, reclutate e trasferite in Italia dalla Moldavia, tutte sui 30 anni, tranne una minore di 17 anni. Le donne venivano fornite di cellulare, fotografate in pose succinte e pubblicate sui siti specializzati e i clienti venivano attratti da annunci e promesse allettanti, con prestazioni e prezzi variabili a seconda delle richieste. Le ragazze ricevevano in questi appartamenti i clienti o quando il cliente lo richiedeva erano loro andare a domicilio, ovviamente con costi differenti. Un giro di affari ricco e ben avviato che però rischiava di venir meno dopo il clamore dell'omicidio, con le forze dell'ordine e i giornalisti proprio sotto casa. Da qui lo spostamento dell'appartamento luci rosse, prima Zero Branco e poi Lanzago di Silea, nell'abitazione di un 51enne moldavo, autista e gregario dell'organizzazione, denunciato in stato di libertà, assieme al complice e terzo membro della banda, un 49enne di Breda di Piave che i militari hanno anche trovato in possesso di 3 grammi di cocaina pronta per lo spaccio. Lunga e meticolosa l'indagine e complessi anche gli arresti. A Breda il destinatario ha cercato di non farsi trovare, mentre a Fontane i militari hanno dovuto fare irruzione nell'appartamento della 33enne, entrando dalla finestra grazie a una scala dei vigili del fuoco. Lasciamo per un attimo la cronaca per parlare della politica e lo scontro molto forte all'interno della Lega con il Veneto che si sente tradito da Salvini dopo le ultime decisioni di via Bellerio e la sensazione molto concreta da queste parti che il leader federale si senta messo in pericolo dalla figura del governatore Luca Zaia. Un malumore molto forte anche se negato da più parti, molti anche i no comment raccolti oggi, anche se una parte della base leghista e non solo si fa sentire. È assolutamente impensabile che non ci sia Zaia, come è assolutamente impensabile in questo momento che non ci sia Salvini. Salvini non rischia, non cerca di schiacciare Zaia. No, io sono assolutamente perché spaventato da Zaia. Sono assolutamente convinto che non è così. Il mantra da giorni è sempre lo stesso, nessun problema, nessuna rottura. Lo spettro di una situazione del genere, proprio nel momento in cui la Lega è padrona e non più solo in Veneto, è troppo forte per lasciarsi andare a commenti poco in linea con l'ortodossia. Ma chi conosce i sotterranei del Carroccio sa che le ultime sberle prese dalla Liga direttamente da via Bellerio, dal direttivo a trazione lombarda, lo sgambetto verso Nicola Finco non più papabile per la guida veneta del partito, sono state poco digerite. E lo scenario si ripete, quel governatore più amato d'Italia e la sua figura che darebbe fastidio a uno che il proscenio lo vuole per sé. Un Salvini versione mitologico Saturno che cerca di divorare il figlio Zeus per non farsi detronizzare. Nonostante le bocche restino blindate tra molti, c'è chi parla concretamente dei timori. Sono iscritto in Lega dal 91 e quindi le ho viste tutte, siamo tornati al 3% molte volte. I problemi sono nati con Comencini in Veneto, sono nati con Flavio Tosi in Veneto e non vorrei mai si arrivasse al tris. Con chi? Con chi non lo so, ad ogni modo in questo momento Zaia non penso abbia nessuna intenzione di rompere, anzi, però quello che ribadisco è che sta chiedendo con forza l'autonomia al Veneto e ai veneti che se la meritano.
La Liga Veneta, la Lega Nord hanno una storia, la storia è partita dal Veneto, questa storia deve essere rispettata a tutti i livelli. Non so come precedentemente si sia parlato di altre persone da essere inserite in quel contesto, diciamo, di segreteria politica di Salvini, quindi non so nemmeno da cosa nasca questo, ma non vedo assolutamente una rottura che sarebbe drammatica. Il popolo leghista cerca di compattarsi, chi parlando di interventi esterni. Ciclicamente questi temi tornano sempre fuori quando la Lega è in un buon periodo. È chiaro che qualcuno sta provando a dividere. Chi ricordando la democrazia interna al partito. Io trovo la dialettica assolutamente normale, il dato politico più importante è che Matteo Salvini al federale ha detto che una delle priorità è l'autonomia. Salvini sta facendo abbastanza per l'autonomia? Secondo me dovrebbe fare molto di più. Il punto resta sempre quello, l'autonomia voluta da Zaia ma che non sembra così fondamentale evidentemente a tutti. E poi la questione delle divisioni interne. Se noi ci fossimo presentati da Matteo Salvini con le idee chiare e senza tante divisioni interne, credo che sarebbe stato tutto più facile anche per Matteo Salvini. Insomma, la pentola è ben più che bollente, uno scenario nel quale il futuro commissario, magari proprio il Mario Conte in rampa di lancio, avrà un compito preciso. Dovrà garantire Luca Zaia perché sarà il prossimo grande obiettivo che noi abbiamo, che è quello della riconquista del Veneto, per dare continuità proprio all'azione di Luca Zaia. Questo dunque ribolle nella pentola leghista. Torniamo alla cronaca adesso con il cordoglio a Castelfranco per la scomparsa improvvisa di Enrico Filippetto, giovane papà di 38 anni, morto per una pancreatite incurabile, figlio di Roberto Filippetto, assessore ai lavori pubblici di Castelfranco. Lavorava in uno studio di geometri ed era dirigente del Salvatronda Calcio, squadra in cui aveva militato da ragazzino. Lo scorso mese di ottobre aveva scoperto di avere una pancreatite, le cure negli ospedali di Castelfranco e Verona non hanno purtroppo avuto l'effetto sperato. Un grave incidente poi questa mattina, poco dopo le 11 a Montebelluna, in vicolo Boccacavalla, con un camion di una ditta tedesca uscito di strada e precipitato giù da un cavalcavia. Il tir che trasportava bidoni di colore si è rovesciato su un lato, ferito ma sembra non in modo grave l'autista, un 58enne romeno, trasportato dai sanitari del SUEM in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato al recupero dei bidoni finiti sull'asfalto, da chiarire da parte della polizia locale e dei carabinieri cosa sia accaduto. Adesso ci separiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e poi parleremo della grande festa degli alpini. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso. Allora la pagina sulla Donata Triveneto degli Alpini, grande weekend, grandissimi ascolti record per Antenna 3, non solo nelle trasmissioni Ring venerdì e sabato nei nostri collegamenti, poi ovviamente ieri per la grande sfilata delle penne nere che riviviamo nel prossimo servizio. E allora voi di questi storici battaglioni e reggimenti, allora voi che della Carnia siete le braccia e siete anche la mente, allora voi stringetevi sotto e ricordate a tutti che questa è una terra fedele e generosa, che questa è la terra degli alpini d'Italia. Sta in questa frase, in questo striscione, l'essenza della Donata Triveneta degli Alpini di Tolmezzo. Oltre 18.000 le penne nere che hanno sfilato nella mattinata di ieri dopo 3 giorni di emozioni per le tante generazioni che qui hanno vissuto la loro giovinezza militare. Una vera e propria invasione pacifica che secondo le autorità ha superato le 30.000 presenze tra protagonisti e familiari assiepiati lungo tutto lo sfilamento ad applaudire non solo i propri carri o le proprie sezioni, ma tutti i gruppi indistintamente, dall'Alto Adige fino ai confini giuliano-dalmati, con quella sezione di Venezia che raggruppa anche gli alpini di Fiume, Pola e Zara. Raccolgono le testimonianze dei gruppi di Fiume, di Zara, di Pola, conservano la storia dei nostri italiani esuli e maltrattati e bistrattati, conservano le nostre rivendicazioni che oggi non sono rivendicazioni di territorio, ma sono semplicemente l'affermazione e il riconoscimento della nostra cultura.
e chi per mille motivi non è potuto essere fisicamente tra queste vie e queste piazze ha comunque voluto partecipare alla sfilata grazie alla diretta delle reti del gruppo Media Nord-Est. E sono stati davvero tanti che ci hanno seguito con un record d'ascolti sia per la diretta della mattina che per le repliche serali. E se lo sfilamento più lungo è stato per le penne nere friulane, non meno massiccia è stata la presenza delle sezioni della Marca, forse quelle che maggiormente hanno vissuto in città la 3 giorni triveneta, occupando quella caserma Cantore dalla quale anche oggi qualcuno ha fatto fatica a staccarsi. Una adunata che passerà alla storia per due motivi. Per primo il ricordo che il sacrificio in prima linea nella Grande Guerra è stato anche femminile, con quelle portatrici carniche che hanno sfilato nella divisa d'epoca rosso scuro, rappresentate da Maria Plotzner-Mentil, unica donna a cui è stato dedicato un presidio militare e non a caso l'allora caserma degli Alpini di Paluzza. Ma Tolmezzo 2019 sarà anche l'adunata della caserma riaperta, dove in tanti, alcuni a distanza di oltre mezzo secolo, hanno potuto riassaporare per 3 giorni quella sottile brezza che li ha riportati alla loro, seppur in grigio-verde, spensierata giovinezza. Una sfilata che è stata il degno coronamento, il clou di una 3 giorni davvero intensa a Tolmezzo. È veramente finita. Sono molto emozionato perché avevo un po' di timore che fosse qualcosa che non andava, invece è andato tutto alla perfezione. Sono le prime parole raccolte al Rompete le righe con il presidente sezionale finalmente sollevato dopo un anno di preparazione alla Triveneta Alpina, che comunque è sempre una sfida impegnativa. Iniziata venerdì con il ricordo delle portatrici carniche e proseguita sabato mattina con l'alzabandiera ufficiale, lo sfilamento delle autorità e l'omaggio al monumento alpino e al sacrario e ai caduti di Timau. Poi la cittadinanza onoraria di Tolmezzo all'Anna Nazionale, i cori e domenica la sfilata del terzo raggruppamento che ha significato gestire 30.000 persone. Preziosi consigli arrivati da chi aveva passato la stecca, ovvero Vittorio. Se non era in Trovigna non so se l'avrei fatta, perché veramente ogni volta qualvolta che avevo qualche problema gli telefonavo: Francesco, come devo fare, come non devo fare, e lui tranquillo mi spiegava: vai, devi fare così. L'ennesima dimostrazione di affidabilità in tutti i campi, dalla gestione degli eventi alla sicurezza, dall'ospitalità alla viabilità, che hanno portato a ribadire i concetti fondanti dello spirito alpino. Io mi sono commosso perché ho capito che allora i nostri valori, anche nel secondo centenario, possiamo continuare a portarli avanti perché la gente è con noi. Da ieri la stecca è nelle mani di Asiago, peraltro già all'opera per la Triveneta 2020. Abbiamo un impegno piuttosto oneroso da portare su quell'altipiano che ormai siamo collaudati a queste cose. Porteremo quella stecca su quel luogo sacro degli Alpini dove c'è stata la prima adunata nazionale, su quella colonna con la scritta "per non dimenticare". Questa giornata triveneta cosa devono insegnare ai giovani? Devono insegnare cosa vuol dire gli Alpini, cosa vuol dire fare almeno 6 mesi di militare a dire signor sì. Una durata che per gli alpini trevigiani è stata legata anche al ritorno alla caserma Cantore. Lei è tornato a dormire questo fine settimana? Dopo 50 anni giusti. Ecco, che cosa ha provato? È solo uno degli oltre 700 alpini che sono tornati a dormire nella loro caserma. E per ognuno di loro il primo impatto sono state le lacrime di commozione, a dimostrare quanto grande ma anche quanto sensibile sia il cuore alpino. Chiusa totalmente da 3 anni ma parzialmente dismessa da tempo, la riapertura della Cantore è già passata alla storia come l'emozione più forte della Triveneta 2019, perché come ammette il nonno caporale innocente da Ciano del Montello, essere tornati qui significa aver ritrovato anche chi è andato avanti. Ma è vero che quando si dorme qua si sembra di risentire le voci dei compagni? Beh no, le voci dei compagni, ma sono insomma più o meno. E se le lacrime scendono per i compagni, si tingono di un sorriso quando si ricordano gli altri, quelli a 4 zampe. E i muli? Quando avete tirato sulla mula? Ma i muli adesso che non ci sono più, neanche ti passano per la testa perché è fatica a ricordare da tanti che ce n'erano. Mi sono emozionato, miei figli, ho fatto vedere, qua era la mia branda, questo è... No, è emozione veramente. Pennellate di una caserma riaperta e subito presa d'assalto. Piazzali pieni, con gente giunta apposta solo per rivivere un pezzetto di giovinezza, al punto che molti hanno chiesto ferie pur di rimanere a dormire ancora una notte nella loro camerata.
Per qualcuno sarà un'inutile nostalgia per un passato guerrafondaio, ma per chi l'ha vissuto in grigio-verde è l'antica prova del fuoco dove il bambino diventa adulto. E in fondo sta qui l'emozione di queste penne nere e delle loro famiglie, che non vedono il rudere, ma un pezzo della loro vita vissuta ieri come oggi in gruppo. Quell'emozione che fa stare centinaia di persone dentro un ex magazzino militare arroventato dal sole, per consumare insieme il rancio, ma soprattutto per cantare, anche qui tra le lacrime, l'inno della loro terra. Consiglio comunale con avvio ironico, questa sera a Treviso siamo in capoluogo a Palazzo dei 300, dalle opposizioni 2 regali infatti al sindaco Mario Conte. Nell'immagine appena giunte il consigliere Fabio Pezzato della lista Manildo ha consegnato al primo cittadino una scatoletta con degli auricolari di una nota ditta di amplificazione per non udenti e un libro con le regole per gli enti locali. Il tutto per chiedere maggiore attenzione alle proposte delle opposizioni sia in Consiglio Comunale che soprattutto nelle commissioni dove le minoranze si sentono piuttosto silenziate. Questo è dunque il gesto, diciamo, delle opposizioni in Consiglio Comunale. Adesso lo sport, il basket, perché manca davvero poco al maxi schermo, 20:45 la palla a 2 del Treviso Basket che a Capo d'Orlando sfida appunto Capo d'Orlando in una gara 3 che in caso di vittoria riporterebbe Treviso in Serie A. C'è grande concentrazione in questa vigilia da parte dello staff, da parte dei ragazzi. Dovremmo essere molto bravi a ripetere la stessa gara, le stesse 2 gare che abbiamo fatto al Palaverde lontano da Treviso e soprattutto deve avere grande compattezza. L'ultimo metro si percorre in terra di Sicilia, per i tifosi può e deve essere l'ultimo metro, quello che separa Treviso dal paradiso. Rima baciata come il bacio sono state le 2 gare che hanno visto l'Aldelonghi imporsi contro Capo d'Orlando nella finalissima davanti al Palaverde. Stavolta però ci si sposta armi e bagagli nel covo degli avversari, poco disposti a veder sfumare la promozione, soprattutto davanti ai loro supporters. Ma la sensazione di potenza espressa dai ragazzi di coach Menetti sembra inscalfibile. A poche ore dal match la ricetta è sempre una. La grande forza del gruppo di reagire ai momenti di difficoltà e per il resto giocare 40 minuti veramente con grandissima intensità. Treviso ha un passo da quella Serie A1 che non vede dal 2011, quando era ancora targata Benetton. Poi la nascita del Consorzio Universo Treviso Basket, quel miracolo societario e sportivo che in 8 anni ha riportato il capoluogo della marca laddove deve stare. Supporters partiti per Capo d'Orlando, ma c'è una città intera in attesa. E stasera alle 20:45 a San Tommaso, maxi schermo per seguire la gara. Si aspetta il pienone, si spera nella festa, incrociando le dita fino al fischio finale. Fra pochissimo 20:10 con Ferdinando Varino ci sarà il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro e quindi tema grandi navi e l'ipotesi molto contestata nel dibattito, l'ipotesi di appunto dell'approdo delle grandi navi a Chioggia. Poi alle 21:15 il grande prima serata con Ring, la politica alle corde, il talk show del lunedì, anche in questo caso grandi navi sotto i riflettori, ma anche la politica ovviamente, lo scontro interno alla Lega, questa Salvini che teme Zaia e un Veneto che si spacca. Avremo in studio Gian Antonio D'Arè della Lega, neo eurodeputato, l'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico, Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle e tanti altri ospiti con Ferdinando Avarino. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sulle nostre regioni, martedì 18 giugno sarà un'ennesima giornata con il bel tempo e il caldo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Al pomeriggio sarà possibile qualche temporale sui monti. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 28 e 32 gradi circa.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, sarà infatti una giornata soleggiata con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche occasionale acquazzone sui rilievi a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà il bel tempo a dominare, infatti sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, ma dalle ore pomeridiane non si esclude qualche piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime comprese invece tra 32 e 33 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci! Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.